Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, c'è mercato, Batman, napoletano. Non se ne voglio. Spero tutto bene. Come avete visto già dal titolo, e un po' penso che si sia capito dall'intro, dall'introduzione. Oggi vi parlerò di cioè non ci vedo ancora, no. Boh. Veramente non ci credo ancora. Cioè, come regista sì, cioè, veramente come si fa a pigliare un'allenatura così scarsa? Ma veramente. Cioè, se gli dai tempo, e se andava a gennaio, cioè se andava a giugno poteva fare qualcosa, però adesso a febbraio non può farti niente, cioè che ti può fare? A parte vincere 5 o 4 partite, però bisogna avere i giocatori prima di allenare. Ma vabbè. Io sto parlando, per chi non l'avesse capito, di Tottenham e Igor Tudor. Intanto oggi non mi ricordo se già l'ho pubblicato da qualche parte, ma Delu Upaminaku ha appena rinnovato ieri, se non sbaglio, ma ricordo, ha rinnovato fino al 2028, fino al 2030, non vorrei dirvi una lavorata, vabbè, con il Bayern Monaco. E vabbè, andiamo al discorso di Tudor. Allora, se tu questo allenatore, ok, te lo prendi a un mercato, appena inizia un mercato, che sia quello di gennaio o quello estivo, io non ti dico niente, ok? Perché, per esempio, se lo prendi a mercato invernale, fa magari, che ne sai, se farà come la Juventus, che i primi 5-6 mesi ti faceva bene e ti garantiva il quarto posto, ok? Tanto voglio mi sotto il tetto due, ma vabbè, e ti garantivo il quarto posto. Se no, se te lo prendi a stagione in corso, perché a febbraio, quasi a fine febbraio, non è mercato in corso, tu di sostanza, che hai fatto? Cioè, è come se non sta via da nessuno, a prescindere se era Igor Tudor, se era, che ne so, Massimiliano Allegri, se era qualcun altro. Secondo tu vai a prendere un allenatore a febbraio, ok? È raro che ti farà bene e ti farà risalire presto dalla classifica. Vabbè, poi vi spiego un po' la tratta da quello che ha pensato di fare il Tottenham. Allora, il Tottenham ha chiuso con Igor Tudor fino a fine anno, ok? E in caso che quest'anno Igor Tudor faccia benissimo, faccia le faville a Tottenham in Inghilterra, rimane, se ne poi giro a casa, a prescindere se ne va da Tottenham o da Londra. Dove sta il Tottenham? A Tottenham, sì, in Inghilterra. E, e i prossimi allenatori posto, per il posto Tudor saranno De Zerbi, Xavi Alonso e Xavi, l'ex allenatore del Barcellona. Questi sono un po' di allenatori che il Tottenham ha pensato per il posto Tudor, ok? Per esempio ieri aiuta a pigliare direttamente a De Zerbi, ok? Per esempio con Xavi me sa subito aiuta a pigliare, cioè vabbè,
Sì, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ricordo che in descrizione c'è il gruppo WhatsApp, andateci. E ci sono video fatti in collaborazione con 2 canali WhatsApp che troverete sempre in descrizione, che sono The World of Football e il mondo del calcio. Ciao Agio!